Siamo a Busto Arsizio con Milena Origi, la vocal coach che negli Stati Uniti ha ricevuto la Green Card Genius, la stessa di Albert Einstein. Torna in città perché il 26 maggio ci sarà un incontro promosso dal comune per incontrare gli imprenditori e la cittadinanza col suo metodo. Milena, cosa vedranno e cosa soprattutto ascolteranno gli imprenditori bustocchi? Gli imprenditori bustocchi ascolteranno e identificheranno il metodo Inbound Voice, conosceranno come lavoro, conosceranno come il mio lavoro ha portato nelle aziende americane risultati e soprattutto vere e proprie rivoluzioni. E ovviamente ci tengo a farlo nella mia città di origine, Busto Arsizio, proprio perché questo ponte Busto-Boston sia chiaro anche agli imprenditori che vogliono migliorarsi, ma soprattutto approdare anche ad una visione ancora più moderna. Parla della voce, la voce e le emozioni che hanno un campo appunto anche nel business, un approccio molto statunitense che come tutti sanno sono avanti, infatti fra un po' sarà a Los Angeles, nella Silicon Valley. Cosa possono imparare, detto proprio con due parole? Quello che potrete imparare o perlomeno sensibilizzare, che questa è la partenza poi di questo evento, iniziare a sensibilizzare l'argomento voce non più come le canoniche idee che abbiamo della voce, ma approfondendole attraverso la mia spiegazione, impareranno e comprenderanno come non solo la correlazione voce ed emozione è indissolubile, ma come una voce con la giusta emozione e con l'emozione più naturale, limpida e fresca, se vogliamo, direttamente possa portarci a una nuova identità, a una nuova autenticità, ma ancora di più creare delle relazioni solide, concrete e di fiducia, che negli Stati Uniti il trust è una delle cose più importanti.